Salve ragazzi, oggi è un giorno speciale, andremo a recensire il DJI FPV Combo, quindi seguiteci fino alla fine e state a vedere. Benvenuti ragazzi in questo unboxing. Buongiorno, Nuovo buongiorno. DNA droni, ci sono, grazie. Riparazione droni. DNA riparazione in droni. Sicilia credo che saremo i primi ad avere DJI FPV e a fare l'unboxing. Io sono Fabio, lui è Luca Barone, è dronista professionista. Benvenuti. E siamo qui per l'unboxing del DJI FPV Combo. Vediamo cosa c'è dentro. Dai. Scattiamo i sigilli, togliamo, DJI si assicura sempre di avere un prodotto unico e esclusivo e diciamo blindato per quello che è il suo acquirente. Olè! Eccolo qua, finalmente è arrivato. Con i visori e tutto. Tiriamo fuori il drone. Il drone è completo di occhiali e di drone stesso e radiocomando. Sì, sicuramente la prima impressione è quello di avere un prodotto di qualità e compatto, ovviamente ha un suo peso, quindi stiamo acquistando qualcosa che dentro è ben costruito, è ben assemblato, è ovviamente compatto, ha una forma particolare e vediamo come la batteria dietro è ben custodita. Gli occhiali mi sembra che pesa intorno agli 800 grammi, 700, ora non sono sicuro. Quindi ragazzi, per questo tipo di drone bisogna avere una patente A2, quindi assicurazione, patentino, deve essere registrato su D-Flight e insomma non può volare in città e sopra assembramenti di persone, quindi è un drone non sotto 250 grammi dove è possibile fare invece particolari operazioni anche in città. La batteria è di 2000 mAh se non mi ricordo male, 6S Lion, quindi ci garantisce una durata che dicono intorno ai 20-25 minuti, però dovrebbe anche calare questa sua durata. Esatto, con il suo utilizzo acro che viene però specificato, ecco, nel radiocomando come manual. Abbiamo tre modalità, la prima è la N, quindi normal, dove il drone tecnicamente si pilota come un drone, diciamo un Mavic, un classico Phantom, quindi un classico drone DJI con GPS, quindi stabilizzazione, barometro che ci permette di tenere appunto a mezz'aria il drone senza muoversi e avere anche l'utilizzo dei sensori solo in questa modalità. Mentre la seconda modalità, che è la modalità sport, il drone inizia a avere già un assetto un po' più diciamo aggressivo. I sensori vengono disattivati, ma lui riesce a mantenere comunque la quota e anche la sua stabilità, quindi significa che non possiamo fare flip, non possiamo fare roll, ma bensì ancora abbiamo, diciamo, la modalità stabilizzata come se fosse un DJI, ma senza sensori, quindi Inclinazione illimitata. esatto, inclinazione limitata. Nella invece come si chiama? Modalità manual, che sarebbe per i classici FPV acro, qui abbiamo il pieno controllo del modello, quindi qui ci possiamo sbizzarrire come appunto un drone FPV nel fare le nostre evoluzioni, flip eccetera eccetera. DJI ha sfornato questo prodotto che sia una sorta di congiunzione tra quello che può essere un consumer di fascia Mavic, diciamo, DJI diciamo normale, ecco, un classico Utilizzatore di sì, droni utente, normali, classici. utente classico, e chi ovviamente si vuole avvicinare al mondo dell'FPV senza comunque abbassare la sua qualità delle immagini e delle riprese. Quindi è un ottimo drone soprattutto per i long range, perché comunque ha GPS e tutti quei sistemi di ritorno a casa e atterraggio automatici
che lo rende un drone affidabile. Questo sì. Dimenticatevi freestyle da bando, cemento, assolutamente sconsigliato. Si vede che è una struttura molto leggera, Sì. fragile, molto fragile. Con un occhio tecnico posso già dirvi però che la riparazione sembra molto facile, perché DJI ha ben pensato di utilizzare viti sempre a testa esagonale come tutti gli altri Mavic e predisposti anche al facile smontaggio, quindi appena avremo i ricambi a disposizione, a prescindere da DJI Refresh o no, questo drone sarà possibile ripararlo anche presso il nostro laboratorio, in garanzia o fuori garanzia. Da notare il design e il profilo alare è molto aerodinamico, quindi è stato studiato per viaggiare al massimo della sua velocità. E guardate il suo profilo alare com'è. Vedere Molto il mio aerodinamico. attrito, certo, il mio attrito con l'aria. Il minore attrito. Eh, Motori molto larghi ma bassi. Questo cosa ci permette? Penso Tanta coppia, tanta ripresa sicuramente. tanta ripresa. Sì, un consumo Regolabile inferiore. alla sua altezza. Sì, questa è una cosa interessante perché con questo drone si può andare anche all'indietro, mentre con i droni FPV ovviamente avendo la camera... È sempre puntata Esatto, alta. quindi si possono fare anche riprese indietro in FPV ed è Interessante. veramente interessante, sì. Oltretutto si registra e si riprende dalla stessa camera, quindi non dobbiamo, come facciamo con i classici FPV, tarare la camera con la stessa inclinazione della GoPro, ma abbiamo tutto lì sotto controllo e quindi possiamo Visione e vedere. registrazione in tempo reale, tutto dalla camera principale. Ottimo. Vedo dalla capottina è trasparente. Il modulo GPS è quello che salta subito all'occhio e la ventolina di raffreddamento che confluisce l'aria che raffredda il suo modulo. Probabilmente questo è il modulo video, trasmettitore video, che ha bisogno di parecchio raffreddamento, quindi sicuramente sarà qui il modulo di trasmissione. Sì. La ventolina confluisce quindi la sua aria fresca al modulo video e prendendo aria fresca sicuramente dal lato superiore e laterale. Drone senza batteria molto leggero, quindi penso il peso principale lo fa sicuramente la batteria. Sensori anticollisione frontali e sensori per l'atterraggio, quindi Con luce, infrarossi, esatto, sì. anche il LED di posizionamento. In caso di atterraggio notturno lui rileverà il suolo. Che dire, costruzione sicuramente di alto livello, chiaramente materiali leggeri ma plasticosi, quindi attenzione, attenzione. Cosa Capottina di ricambio. Esatto, bottine di ricambio. Cosa troviamo dentro la confezione? Quindi occhiali e il modello ovviamente V2 e non il V1. Quindi qua abbiamo il dual band, quindi la banda di 2,4 e 5.8 che switcha mi sembra automaticamente. Sì. E gli occhiali come forma sono identici a quelli che vendevano prima, solo che ha una doppia ricezione. Radiocomando compatto che sembra quasi per chi fa FPV una Tango. Ben fatto, richiudibile, sì, esatto. Batteria per il visore. Batteria per il visore, ragazzi, batteria del drone, ovviamente una, cinghia per gli occhiali, carica batterie per la batteria del drone È FPV. manuale. Batteria, manuale, antenne. Che non servono. Sì. Non ci servono. Eliche di ricambio. Eliche di ricambio. Due Eh, confezioni, sì, sì. Esatto, di confezione di riserva, cover colorata per chi poi vorrà fare, non so, forse tecnicamente si doveva fare tipo delle gare, avere delle cover differenti. Mi sembra un po' dura perché con questo drone, essendo un po' diciamo delicato, ancora vediamo come si evolverà, ecco, la situazione. Il radiocomando per chi pilota, beh, è abbastanza maneggevole, pieghevole, quindi facile da portare. Ha un'escursione per gli stick, magari chi usa una Taranis come me, è un po' cortina, però si vede che è un prodotto ben fatto, ben studiato, comunque semplice e intuitivo. Ci saranno sicuramente poi dei manuali, perché qui non c'è il manuale del drone, ma si dovrà scaricare, dove si andrà a leggere quello che è il suo utilizzo, eccetera eccetera. Per i primi voli esiste anche ecco, un simulatore. DJI fa uscire il suo simulatore per approcciare l'utente alle prime armi, appunto in questo Per mondo, addestrarsi, ecco, sì, 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 esatto, sì. fare un po' di pratica
ed è interessante perché lì si può utilizzare la modalità manuale appunto per imparare questa modalità che a mio avviso inizialmente per chi fa FPV è abbastanza complessa se non viene fatta almeno con un minimo di simulatore. Quindi ragazzi, se utilizzate, io consiglio vivamente di fare almeno un po' di esperienza all'interno di questo simulatore, tanto è gratuito, ecco, e poi iniziare, diciamo, a sperimentare ovviamente questo drone. Step by step. Step by step, sì. Sistema brevettato DJI, come ormai ci ha ben abituato, per le eliche, gancio e sgancio rapido. Vediamo che l'elica è molto larga ma ha un pitch molto basso. Questo credo per favorire il risparmio energetico Esatto. della batteria, quindi ha un basso consumo energetico. un E pitch- loro dichiarano 20 minuti, ma realmente già prove che noi non abbiamo ancora potuto fare, ma che fra pochissimo andremo a provare, farà circa 15 minuti di volo in modalità auto e non sport e non acro, che sicuramente si ridurrà anche a 8-9 minuti. Esatto, per il resto lo stick del radiocomando vediamo che per chi mettiamo come me pilota mod 2 è bloccato come un classico DJI, ma qua dietro c'è la possibilità di aprire questo scomparto, magari con pinze, qualcosa del genere, Sì. e svitare una piccola vite, dove questo stick quindi diventerà morbido e sarà utilizzabile soprattutto nella modalità che loro dicono manual, che sarebbe acro, per chi ovviamente già fa FPV. La calottina non è una calza che va messa sopra, come vedete ha la predisposizione alle viti. La batteria che ci forniscono per il visore è una e 2 celle, sarà sicuramente sempre questa Lion, da 2500 mAh, quindi si andrà a collegare insieme al visore grazie a un cavo, classico cavo che abbiamo, quindi per poterla mettere in tasca e avere il filo che va direttamente al visore. Probabilmente 2 ore di autonomia, non credo di più. Esattamente, secondo me Come anche 2 ore di autonomia. Consigliamo sempre un pacco batterie secondario in aggiunta. Come sì, non perdiamoci in chiacchiere, venite a trovarci nella pagina DNA Riparazione Droni su Facebook o a Gravina di Catania, abbiamo un laboratorio di riparazione DJI soprattutto e anche vendita droni DJI dispositivi. DNA Drone è per adesso il primo rivenditore che ha FPV, quindi in Sicilia. Dovete venire qui a prenderlo se lo volete ovviamente Noi trovare. assembliamo droni eventualmente autocostruiti. Quindi si tratta non solo di droni DJI in tutta la sua categoria, quindi Mavic, droni FPV, ma anche 5 pollici, perché noi siamo un gruppo di dronisti esperti dove ci affidiamo a DNA Drone per tutte le nostre riparazioni. Seguiteci nelle nostre pagine Instagram di DNA Drone, Fabio Maverick e Luca Barone Drone, dove insomma ne vedrete delle belle. Domani probabilmente ci sarà il primo test di volo di questo drone FPV. Quindi ragazzi, seguiteci, mi raccomando, attivate la campanella e iscrivetevi al canale. Ciao, a presto! Ciao!